penso che la squadra ha lavorato bene, con grande intensità, abbiamo fatto un lavoro importante anche ieri da un punto di vista sia tecnico-tattico che atletico. Abbiamo carichi importanti, ma la squadra sta facendo delle ottime prestazioni da questo punto di vista. Siete troppo intelligenti per non capire che abbiamo adattamento in diversi ruoli in questo momento, però quello su cui stiamo lavorando, quello che sono poi i principi che stiamo portando avanti li ho visti in campo. Noi abbiamo affrontato una squadra che dal punto di vista dell'intensità del ritmo e anche dal punto di vista del fallo tattico ci ha condizionato molto le giocate. È stata una partita molto atletica, molto fisica, molto combattuta, l'abbiamo retta. Peccato non averla vinta perché nel complesso lo meritavamo, abbiamo avuto anche le situazioni per farlo e di conseguenza oggi complessivamente abbiamo qualche difficoltà in qualche ruolo per caratteristiche, in qualche ruolo proprio perché sono mancati giocatori specifici e di conseguenza penso che invece sullo sviluppo generale tante cose su cui abbiamo lavorato, che probabilmente avete visto in queste settimane di lavoro si sono viste, dunque bisogna migliorare l'efficacia offensiva, la qualità della scelta, recuperando dei giocatori e sicuramente con la lucidità che arriverà quando la condizione generalmente migliorerà, sicuramente saremo più efficaci. Cangemi, Catalano, Camuca. Indipendentemente dal risultato, partite maschie piacciono agli allenatori oppure per esempio si rischiano dei falli inutili? Se la scelta delle partite precampionato l'avete vista qual è stata, a parte la prima di adattamento abbiamo alzato il livello affrontando squadre professionistiche immediatamente, sia con la Virtus Verona, sia col Bologna, oggi con l'Egnago che comunque è una squadra che farà la C l'anno prossimo, dunque la ricerca è stata di stressare la squadra anche da questo punto di vista. Dal punto di vista tecnico, atletico, con squadre che hanno fisicità. Il campionato di Serie B è un campionato da questo punto di vista importante, bisogna saperlo reggere, dunque la preparazione atletica, la preparazione tecnico-tattica in funzione anche della ricerca di amichevoli che andassero a stressare determinate situazioni. Le difficoltà in alcuni ruoli significa le assenze, cioè infortuni o anche ancora qualcosa da fare a livello di Ma sicuramente a sinistra, nel laterale basso, stiamo adattando Ceccaroni, oggi abbiamo adattato Matteo come ho dovuto farlo l'anno scorso, di conseguenza a parte Aurelio che sta lavorando e ci siamo presi qualche giorno in più per gestire questo sovraccarico, visto che abbiamo solo lui come laterale di ruolo e di conseguenza sicuramente dobbiamo lavorare per riempire quel vuoto, la società sta lavorando per farlo. Di Mariano avete visto, lo stiamo recuperando, stiamo gestendo i carichi. Valente ha avuto questo problema del pestone al piede che non ha potuto partecipare, dunque sono mancati un po' quelli che sono i riferimenti sul sistema, ma alla ricerca della squadra anche Damiani e Bro che hanno fatto le punte esterne fra virgolette, hanno cercato di farlo al meglio possibile e dunque la ricerca c'è, la volontà di fare determinate cose c'è, lo sviluppo della manovra anche sulla pressione forte che facevano loro siamo usciti tante volte molto bene, abbiamo creato i presupposti e complessivamente sulla lucidità migliore e nel recuperare giocatori e renderli più funzionali a quella che è l'idea, secondo me miglioreremo tanto. Indipendentemente dalla tecnica, che gruppo sta nascendo dal punto di vista proprio dell'amalgama, dell'amicizia, diciamo, fra importante, eravate sopra, dunque avete visto quanto la panchina ha partecipato a una partita maschia, sembrava da questo punto di vista una partita di campionato. C'è la volontà di fare molto bene, li vedo coesi, li vedo che hanno tanta voglia di stare insieme e questo per me è un aspetto fondamentale. Dunque da chi ha accolto i nuovi arrivati, dai nuovi arrivati, che sentendo anche le interviste che fanno con voi, a parte il mio vissuto quotidiano, vedo che si sentono partecipi, integrati e questo secondo me sarà fondamentale nel creare una condivisione, una forza che ci deve spingere a fare un campionato importante. Mister, buonasera. Catalano-Medical.it, volevo chiederle come valuta le prestazioni di Vasi, Cestullaz e Solari. Ma sono state prestazioni importanti sul livello degli altri, Alo ha fisicità, buona qualità tecnica, è un giocatore che per morfologia e attitudine prende tante botte perché riesce sempre a portare via la palla e dunque deve migliorare su questo perché deve prenderne meno. Soleri ha lavorato, ha combattuto, ha fatto una buona partita di grande intensità e dunque sono contento della prestazione di questi ragazzi. Cambuca, poi Parisi e tutto il mondo. Seguo comunque a Sportisili, mister, in particolare due prestazioni, c'era molta attesa per De Planche che debuttava oggi, quali sono i miglioramenti che sta facendo soprattutto nel gioco con i piedi, e poi Damiani, ottimo inizio di partita in un ruolo sulla carta non suo, ha dato qualità, qual è il suo punto di vista da pari ruolo, qual è, visto che entrambi fate i registri? Guarda, Seba ha fatto bene, come avete visto abbiamo fatto un lavoro di adattamento anche quando la squadra ha avuto un paio di giorni di riposo dopo Ronzone e lui ha continuato a lavorare con Michele Marotta
per dare seguito alla preparazione, visto che veniva dal Mondiale Under 20, dunque doveva riadattarsi. Da questi giorni sta lavorando con noi, l'ho visto bene, ero curioso anch'io di vederlo dall'inizio. È stato molto bravo, giustamente deve conoscere meglio certe caratteristiche di gioco nostre. Mi è piaciuto quando ha gestito uno scarico muro di Claudio non perfetto, l'ha gestito molto bene, con grande personalità, mi è piaciuta la presenza che ha avuto in porta e dunque sono molto contento. Samuele è un giocatore molto intelligente e se oggi dovevo pensare a come adattare un giocatore che mi potesse dare come idea quello su cui stiamo lavorando, essendo molto intelligente dal punto di vista tattico, è il giocatore che ho preferito. Dunque chi conosce il gioco si sa adattare in posizioni non sue e devo dire che comunque ha fatto veramente una buona partita in un ruolo che non è poi il suo. Salve mister, le volevo chiedere un quadro sugli infortunati, come stanno Valente e Buttaro che è dovuto uscire prematuramente e poi se l'infortunio di Mancuso cambia qualcosa sul calciomercato. Valente, come avete visto dal notiziario, ha preso questo colpo, si è infiammato un po' il piede, di conseguenza anche non l'abbiamo voluto sovraccaricare, lo valutiamo giorno dopo giorno. L'altro infortunato che mi hai chiesto sul discorso di Buttaro ha recuperato bene il problema che ha avuto il ginocchio, oggi andando a contrasto ha subito un colpo vicino al polpaccio, si è intorpidito, dunque non sentiva la gamba, ma il dottore mi ha rassicurato che fondamentalmente adesso è a posto, dunque dobbiamo gestire una botta. E dunque insomma niente di grave se non una gestione normale dei carichi e un adattamento che dobbiamo essere molto bravi in questi giorni a valutare. Leggevo i commenti dopo l'amichevole sul sito e sui social in generale, c'è una fetta di tifosi preoccupata da questi risultati nelle amichevoli, è solo una fetta, chiaramente volevo chiederle se ha un messaggio, se Corini ha un messaggio per questi tifosi. Grazie. Ma no, ma è normale, a tutti noi piace vincere, quando pareggi o perdi non va bene, però stiamo lavorando forte, come vi ho detto prima, se non valutate globalmente la situazione, gli adattamenti che stiamo facendo, la ricerca di un lavoro in profondità fatto bene, se avessi scelto una strada più comoda non avrei scelto certo tipo di amichevoli, dunque devono star sereni perché la squadra sta lavorando bene, in condivisione con la società vogliamo alzare il livello della squadra e di conseguenza siamo molto attenti anche a come andare a riempire certi ruoli, a come migliorarli e dunque è un percorso di continua crescita. Il nostro mercato ha vissuto di una fase iniziale per me importante per consolidare certi ruoli e adesso c'è grande attenzione per capire come andare a definirlo al meglio nelle caratteristiche e nelle attitudini.